Entro lunedì saranno 43 i migranti ospitati all'aeroporto Allegri di Padova. Le brandine sono già pronte da qualche giorno. All'interno degli ex alloggi militari sono alloggiati 23 migranti. Lunedì ne arriveranno 20 e un'altra ventina invece dovrebbero arrivare entro la fine della prossima settimana, visto che deve essere alleggerita la pressione dal centro di Lampedusa e una quota di profughi sono già stati destinati al Veneto e alla provincia di Padova. Di fatto l'aeroporto è diventato un mini hub. La capienza massima dovrebbe fermarsi al massimo a 70 persone. Questa è la promessa che avrebbe fatto il prefetto al sindaco Giordani, che solo 2 giorni fa ai nostri microfoni aveva parlato di un'accoglienza temporanea negli spazi dell'aeroporto. Da quello che ho capito io, il prefetto intende utilizzare Allegri come transito, nel senso, da quello che ho capito, non da quello che ha detto lui, che anziché usare il palestra delle scuole userà per emergenza, come anche altri appartamenti di posti, ma non c'è nessuna intenzione che io sappia fare un hub grande. Nel frattempo le cooperative stanno cercando nuovi posti nei CAS, i centri di accoglienza straordinaria, che sono il cardine dell'accoglienza diffusa nel territorio. Per quanto riguarda la palestra comunale di Feriole a Selvazzano, il trasferimento dei 33 migranti ospitati all'interno è stato spostato al 22 di settembre.